Ciao, sono Tony. Ciao, sono Davide. Allora ragazzi, oggi vi parliamo del sistema di schiaritura di Professional by Fama, un sistema che ci permette di lavorare in tutte le situazioni possibili che oggi nel processo di creazione di biondi di alto livello, di alta schiaritura, ci permettono di lavorare in totale sicurezza. Tony, da dove iniziamo? Iniziamo dalla Blonde 2, che è una crema schiarente senza persolfati, per schiariture da 1 a 2 livelli su capelli naturali. Ecco, importantissimo, senza persolfati, perciò lavora sul capello naturale, perciò il prodotto si blocca durante la schiaritura per effetti naturali, effetti sole. E sui capelli colorati? Sui capelli colorati possiamo arrivare massimo a un livello, schiaritura dolcissima, veramente facile da usare e soprattutto sicura. Su tutte le nuance oppure solo sulle nuance chiare? Bah, sulle nuance un po' più chiare, non certo su un nero o su colori insomma dal 4 al 3 al 2 non è consigliabile, ovviamente ci vuole una decolorazione. Perfetto. L'altro tassello fondamentale del sistema di schiaritura, Tony, la Blonde 4. Blonde 4. Tu la usi tantissimo. Tantissimo. Blonde 4 è una crema polivalente decolorante bianca. Schiarisce in modo progressivo da 4 fino a 6-7 livelli, dipende dalla struttura dei capelli. È una crema adatta a tutti i tipi di capelli, ma anche su capelli colorati, perché ci dà schiariture senza andare a dare quelle tonalità calde. Davide, contiene l'olio di açaí all'interno che è altamente protettivo e questo vi permette di lavorare in sicurezza. Come sempre la raccomandazione, i volumi alti non sono necessari nelle decolorazioni. 5 volumi, 10 volumi, massimo 20 volumi. Questo noi lo consigliamo su tutto il sistema Professional by Fama di schiaritura. Davide, volendo la potremmo usare in cute? Questa volendo sì, con le accortezze a 10 volumi, previo che la cute sia sana e non abbia problemi, si può fare. Ma consigli di aggiungere qualcosa quando la mettiamo in cute? Assolutamente sì. Abbiamo un prodotto che è diventato famosissimo, lo Zero Plus, che addolcisce la potenza della decolorazione. Eccolo qua, perciò in miscela con Blonde 4 ci aiuta assolutamente a lavorare in totale sicurezza, ma anche su lunghezze già schiarite. Se mettiamo questo, lavoriamo in sicurezza. Questo lo mettiamo al proprio interno, ma ci avvaliamo di un altro prodotto che è il Color Pro da mettere precedentemente all'applicazione del prodotto. Ecco, anche questo Tony è un prodotto che tu utilizzi tantissimo. Tantissimo, sì. La quantità che va messa sui capelli, poco o tanta prima di iniziare la Non va schiaritura? messo mai su tutta la capigliatura in generale, ma va messo ciocca su ciocca mentre noi applichiamo la decolorazione. Quantità mirate? Sì, in modo che abbiamo la distribuzione omogenea del prodotto. Questi prodotti proteggono e abbassano il livello del pH, perciò sicuramente vi danno la sicurezza di lavorare in perfetta sintonia con la schiaritura. Poi, Blonde 6. Davide, Blonde 6 questa volta? Questa mi piace molto la... perché la Blonde 6 è adattissima per le schiariture anche in stagnola, perciò quando noi lavoriamo sulle classici colpi di sole, questo prodotto è affidabile, rispetta molto il capello, ha un'alta schiaritura perché comunque sono 6 livelli ed è molto cosmetica, perciò siamo sicuri. È chiaro che ragazzi, ogni volta che decoloro devo sempre fare una valutazione della struttura dei capelli. Perciò se sono fortemente decolorati da prima, se c'è una permanente, una forte stiratura, attenzione, può a volte essere che non possiamo decolorare, dobbiamo scegliere un'altra strada. Un altro consiglio che vi do è di usarla, questa è la polvere decolorante più adatta alla cute, perché è quella più dolce e più cosmetica, è quella che vi garantisce la maggiore protezione e la salvaguardia della cute. Sempre volumi bassi, 5-10 volumi, massimo 20 volumi. Ecco l'ultima nata della serie del sistema di schiaritura, di super schiaritura di Professional by Fama, la Blonde 7. Questo prodotto è fantastico perché se dovete avere una schiaritura sicura e veramente alta, lui è il prodotto più importante. Quello che però dobbiamo sempre ricordare, quando abbiamo tanta potenza, dobbiamo anche fare più attenzione. Perciò i capelli devono essere ovviamente naturali, sani e, cosa Tony, questo non si può applicare sulla cute. Assolutamente. Nel modo più assoluto evitare l'applicazione cutanea. Perché essendo un prodotto più veloce, più potente, ovviamente la cute ha un limite. Perciò ricordatevi che se devo fare una schiaritura in radice posso usare sempre con cautela Blonde 4 o Blonde 6, se invece devo andare a schiarire capelli scuri o cose di questo tipo posso lavorare molto con la Blonde 7. Ricordatevi, il prodotto si miscela 1 a 2, anzi tutti i prodotti di Professional by Fama
Blonde 2, Blonde 4, Blonde 6 e Blonde 7 si miscelano a 2, cioè vuol dire 20 grammi di polvere, 40 grammi di acqua ossigenata, 5, 10 o 20 volumi. Per noi non esiste il 30-40 volumi nelle decolorazioni. Importantissimo, Blonde 7 vi garantisce massima schiaritura. E sui capelli colorati a bassa ossidazione? A bassa ossidazione si può lavorare sempre a bassi volumi e ovviamente abbiamo il nostro alleato che è il Color Pro, prodotto di prima. Protezione prima di effettuare la schiaritura. Lo Zero Plus come sempre ci garantisce la protezione. Questo prodotto, per concludere ragazzi, mantiene saldi i legami interni del capello durante la schiaritura, perciò è veramente importante. Ricordiamoci che decolorare è il gesto che facciamo maggiormente, per questo motivo troviamo capelli che sono sempre sensibilizzati, perciò massima cautela. Tony, direi che abbiamo detto tutto e vi salutiamo e vi auguriamo buona decolorazione a tutti. Viva i biondi!